quando c'è altra spazzatura attorno. E ora parliamo di cultura con l'iniziativa In Rifugio con l'autore. Sull'altopiano dei 7 comuni alcuni scrittori parlano dei loro libri sulla natura e sulla montagna. Le presentazioni in tempi di pandemia sono ovviamente in diretta Facebook. È accaduto anche per l'ultimo volume di Daniele Zovi, Autobiografia della neve. E così l'emergenza sanitaria, anche con le piste chiuse, può offrire nuove opportunità per andare alla scoperta di una montagna diversa. Sara Barovier. Cima a Ecar, altopiano dei 7 comuni, il solitario Roccolo Puncin, 1400 metri, è immerso nella neve, luogo ideale per parlare di natura, e qui un tavolo, una stufa a legna, si danno appuntamento gli scrittori. 6 sui social, le presentazioni in un mese. L'iniziativa è quella del comune di Asiago, In Rifugio con l'autore. Anche in piena pandemia Asiago vuole portare delle tematiche legate alla cultura, vuole portarle avanti con i mezzi a nostra disposizione, i social media. Oggi faremo una diretta con Daniele Zovi. Daniele Zovi, scrittore, esperto di foreste e di animali selvatici, parla del suo ultimo libro, Autobiografia della neve, le forme dei cristalli, la fine dei ghiacciai e altre storie da un mondo silenzioso. La neve copre e allo stesso tempo fa scoprire, dice, grazie a una grande forza evocativa. La neve lascia pochi oggetti e sempre molto significativi. Ed è per questo che ci piace, è per questo che induce a pensieri profondi. La neve e la montagna, con le piste chiuse, possono rappresentare l'opportunità per nuove scoperte. L'occasione per comunque girare per i territori di montagna con altri mezzi, a piedi, con gli scarponi. Noi abbiamo di fronte la possibilità di continuare ad andare in montagna e scoprirne le bellezze segrete. Sono tante. E siamo allo sport, basket